velocità per giù Barbara. Allora adesso stanno scendendo intorno ai 200-210 km/h, si metteranno in una formazione a stella, riusciranno a seguirli grazie ai fumogeni che i ragazzi hanno legati ai piedi, quindi avremo veramente modo di apprezzare le loro evoluzioni. E direi che li accompagniamo con un battito di mani a tempo, come direbbe Roberto Ferrari. E si vediamo se centreranno di nuovo la pista. E abbiamo tolto cosa noi la consideriamo più difficile, che quella era troppo facile. Abbiamo stimolato il corpo, sì. Lo abbiamo ripiegato le reti di sicurezza, sì, tutto a posto. Ecco allora questo esercizio che stanno facendo, questa... Allora adesso i ragazzi cominceranno a spiralare, questa manovra che vedete che fanno per perdere quota, stanno scendendo, questa volta scenderanno separati uno dall'altro, quindi non ripeteranno la formazione di prima e li vedremo arrivare giù uno alla volta. Eccoli qui, li accogliamo con un grande applauso, vai Roma, secondo è Kurguttak, italiano. Ecco il primo, guarda la pista che arriva, con quale facilità stanno di nuovo atterrando, dove prima c'era appunto la nostra Pamela Henderson di plastica. Eccoli, pensate di dirò una curiosità, se non avessero i paracaduti cadrebbero per terra. È per quello che ogni tanto lo utilizzano. Ci togliamo direi da qui e siamo rimasti solo noi, non abbiamo molta fiducia in loro, vedo, ma più che altro in noi abbiamo fiducia, guardate con quale facilità, veramente incredibile. Ecco che arriva il primo, lo accogliamo con un applauso, in mezzo siamo qui, e uno, bravissimo, davvero. Ecco che si avvicina all'anciata di cinture, stiamo per atterrare. Alza leggermente le gambe, pronto a correre e accompagnare la fase di atterraggio. Tra un po' potrà accenderti nuovo il telefonino. Eccolo! E due! Ha deciso, è un uccello, è un aereo, no! È un paracautista della HSV Red Bull Parachute Team, l'acroteam di Red Bull, incredibile, eccolo, siamo qui! Incredibile, nostro spazio, e l'altro si è nascosto, eccolo lì, il più timido dei quattro, e probabilmente sarà quello che vorrà di nuovo finire nella rete rossa, chi lo sa, dall'altra parte della rete, e andiamo a fare una play veramente incredibile, talmente vicino che sentiamo la puzza di piedi, ed eccolo che è arrivato, è pronto ad atterrare, anche lui piega le gambe, la prende, la prende, spennate le mani, l'HSV Red Bull Parachute Team, l'acroteam di Red Bull, Bravissimi ragazzi! bravissimi davvero ragazzi, complimenti, eccoli schierati lì.